Torna per la sua 11ª edizione il Carnevale Rosatese, un evento complesso che vede impegnate molte forze per il suo svolgimento. Dalle 18 è stato aperto lo stand gastronomico presso il Palatenda Riscaldato, mentre il clou dell'evento si è registrato a partire dalle 21 con la sfilata dei 16 carri allegorici, principalmente lungo la strada statale 47, per poi terminare alle 23 con la premiazione dei carri e dei gruppi con le targhe offerte dai commercianti e l'assegnazione della Rosada 2020. Ad aprire la sfilata il gruppo dei percussionisti della banda Montegrappa, a seguire un tripudio di luci e suoni con i carri allegorici. A fine serata sono le puliscistrade ad avere la meglio sui coriandoli, ma ancora per poco. Si replica infatti il carnevale domani a partire dalle 14:30 con 8 carri che sfileranno lungo l'anello dello stadio per il Carnevale dei Ragazzi. L'evento è stato organizzato dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sfiscia Channel News, Rosà. Ma lei chi è? Se lui è Super Mario, lei chi è?